20 dei 34 profughi ucraini accolti a Montevago insieme al sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo si sono recati all'ufficio immigrazione della questura di Agrigento per presentare la richiesta di asilo. Gli altri profughi andranno domani, sempre con lo stesso pulmino messo a disposizione nell'ambito dell'iniziativa umanitaria Un Cuore per l'Ucraina, promossa dal Comune di Montevago in collaborazione con l'Associazione di Volontariato A Cuore Aperta e altre associazioni del nostro territorio. Abbiamo trovato il personale dell'ufficio immigrazione disponibilissimo, certamente sono procedure lunghe, occorre tempo, vanno tradotti i passaporti perché sono in alfabeto cirillico, quindi abbiamo avuto il supporto di una mediatrice culturale, Alessia, che ringrazio moltissimo perché senza il suo aiuto non avremmo completato le procedure, tutto il personale dell'ufficio immigrazione che è stato affabile, gentile e disponibile, e ora stanno continuando con le impronte, stiamo aspettando per poi rientrare e portarli a Montevago. Mi è sembrata anche una cosa giusta e doverosa, se parliamo di accoglienza, di integrazione, di un'accoglienza integrata, significa anche farsi carico di questo e anche spiegare lungo il tragitto dove andavamo, renderli partecipi, fargli vedere un po' il paesaggio, perché da 5 giorni sono stati in casa per la quarantena, quindi questa è la prima uscita che fanno e questo è stato il primo pezzettino di strada da fare insieme.